C'è un po' di confusione in questo momento, un po' di preoccupazione da parte delle famiglie per il cambio degli insegnanti, però sono insegnanti che entreranno in ruolo e quindi rimarranno anche negli anni successivi. Il provveditore di Vicenza manda un segnale rassicurante a studenti e famiglie che non hanno trovato l'apertura del nuovo anno scolastico tutti i professori a ricoprire le materie di insegnamento previste. A Vicenza sono stati 200 gli insegnanti mancanti e per questo sono già stati avviati i concorsi per trovarne i sostituti che a breve andranno a ricoprire le cattedre vacanti. Si tratta di portare pazienza ancora queste settimane, assicura il provveditore. Man mano finiscono i concorsi e gli assegnatari verranno subito messi in ruolo. Alcune posizioni sono già state ricoperte nei giorni scorsi. In questo momento si stanno svolgendo 2 procedure concorsuali, il concorso ordinario, si stanno effettuando le prove orali, i docenti che superano queste prove entreranno in ruolo per il concorso ordinario il 1° settembre del 2023 e poi abbiamo anche il concorso straordinario. In questo concorso a settembre avevamo accantonato con l'ufficio scolastico regionale 200 posti per Vicenza. Man mano che questi docenti terminano la procedura concorsuale entrano in ruolo e quindi suppliscono i docenti, occupano il posto insomma di quei docenti che erano stati nominati a tempo determinato a settembre.